Eder, Mech, Pallister. C'hai il zainetto c'è lo sulle zainino. spalle, perché tutti dicono come è andato in palestra senza zaino. Lo zaino c'è. Sì, c'è lo zaino, solo che per la verità, siccome tutti sono allibiti, come mai c'ho qualcuno anche non lo vede, volevo spiegare che io ho lo zaino, ma all'epoca facevo molta attività fisica e frequentavo una palestra con il personal trainer e diciamo che avevo la disponibilità sia della maglietta, di tutto quello che serve, l'asciugamano, tutto, io facevo la doccia, mi sceglievo il profumino. A che velocità camminavi di solito? Oltre 10. Io quella mattina esco alle 8:41 con la mia applicazione fitness, che poi viene considerata medica, quindi è un'applicazione sicuramente, diciamo, responsabile. Ecco, io scendo e vado a fare il mio percorso fino al centro città, che viene naturalmente tutto registrato. Alle 8:41 esco, lei comunque va fuori prima di me, lo scopriamo poi con le telecamere, infatti siamo 2 minuti io sono 2 minuti dietro. Dopodiché lei cammina veloce, io forse un po' di più perché sono più alta e anche la falcata quel giorno comunque cammino veloce perché faccio una camminata sportiva, recupero su Lilli che si ferma quasi un minuto proprio qua dell'immondizia. Io, si vedrà, vengo giù per la strada, attraverso, nello stesso angolo in cui sparirà per sempre Lilli, faccio dietro di lei. Quando appunto Sergio ci confrontiamo e vediamo il video, io gli racconto di questa applicazione fitness. Lui si confronta a sua volta con il suo avvocato, il quale dice fammi avere il materiale, quindi tramite Sergio faccio avere il materiale all'avvocato di Sergio e i loro tecnici, i loro periti ritengono valido che l'ora che io passo è corrispondente all'ora delle telecamere della polizia. Quindi Lilli al piazzale Gioverdi dovrebbe essere alle 8:46, lei potrebbe essere là. Si parla infatti che lei avrebbe potuto anche trovare qualcuno e fermarsi a chiacchierare, che so io, ma ero proprio dietro a lei. L'avrei salutata, magari ciao e proseguo naturalmente. Noi abbiamo chiesto al GIP di fare questa verifica perché avete fatto vedere le immagini delle 8:43 telecamere della polizia via Damiano Chiesa, quindi l'orario delle telecamere, di Lilli che lascia i sacchetti della spazzatura nei bidoni. Allora, la telecamera dell'autobus riprende Lilli alle 8:50. Quando Lilli inizia a prendere la strada a sinistra per andare in via San Cilino per poi arrivare a piazzale Gioberti, sono un paio di minuti. Quindi dalle 8:43 per arrivare a piazzale Gioberti, Lilli sarebbe arrivata alle 8:45, 46 massimo. Non poteva essere ripresa alle 8:50. Quindi noi leggiamo nella relazione che avete fatto vedere che le telecamere della polizia in realtà l'orario effettivo non sono le 8:43 ma le 8:48 perché viene ripresa alle 8:50, quindi 2 minuti, da lì arriva a piazzale Gioberti e sono le 8:50. Noi non abbiamo negli atti un criterio oggettivo che ci consente di verificare perché le telecamere della polizia devono essere lette con 5 minuti in avanti, 8:43, 8:48. Perché altrimenti Lilli alle 8:50 non può essere sulle strisce di piazzale Gioberti se noi non mettiamo quei 5 minuti. Ma noi non abbiamo mai saputo ad oggi, e il GIP ci ha dato ragione, questi 5 minuti sono ancorati a quale criterio oggettivo? Chi ce lo dice? Perché noi lo leggiamo. Per l'amor di Dio, sicuramente è fede privilegiata quella della polizia, ma noi abbiamo chiesto il criterio. Poi Gabriella ci dice, ma guardate che io adesso mi ricordo, ero dietro, voi avete fatto vedere l'angolo che lei passa, e lei dice, però io ho la mia applicazione che mi dà lo stesso orario della polizia. Allora abbiamo chiesto, diteci, anche perché c'è un dato molto importante, perché secondo Sergio questa donna che passa le strisce non è la sorella, mentre quella che lascia alle 8:43 la spazzatura è sicuramente la sorella, quella che invece arriva alle 8:50
e passa le strisce. Difatti tanti dicono che può essere un uomo. Con il borsetto. E poi Sopra, in controlla testa. qualcosa nella borsa. In via San Cilino Gira viene e vista dalla sparita. fruttivendola. La Esatto. fruttivendola dà un range dalle 8:15 alle 9. È stata intercettata ed è salita. È stata intercettata proprio quando ha Ma l'ha detto imboccato lui. la via San Cilino. Niente, io proseguo giù, solo che lei fa le strisce pedonali, che io neanche credo che sia lei perché non la riconosco. Io sono più bricconcella, corro oltre, non sulle strisce pedonali, ma attraverso la strada. Cammino veramente molto più veloce di lei. Io sfido chiunque che mi dimostri che sia lei. Sono deduzioni, ma non si riconosce. Questa è anche la strada che porta alla Guinde. Questa è la stessa strada. E Lilli, se parte alle 8:43 da lì, con quella falcata che aveva molto veloce, intorno alle 9, Lilli sicuramente poteva arrivare alla Guinde a piedi. Quindi è la stessa strada questa, è la stessa strada. E lui nella denuncia che fa, quindi è un atto che fa all'autorità, non lo fa ai giornalisti, non lo fa a Sergio. Dice che lui era molto preoccupato alle 16, dice molto preoccupato alle 16. E in più lui non è vero quello che dice al procuratore che si accorge che i telefoni della moglie fossero in casa quando arriva al loro massaggio, perché lui alle 14:56 sente per 11 secondi Sterpin, quindi lui piglia il telefono di Lilli e non sono neanche le 3, quel numero che poi prima di andare a fare la denuncia lui blocca, sottraendo la possibilità all'autorità di controllare immediatamente quel numero. Quindi là ha detto tantissime inesattezze. Lui dice che è scioccato, ci mancherebbe, per noi è scioccato, però sono tutte cose estremamente inesatte. Di tutta la storia ha colpito che lui dice hanno telefonato anche agli ospedali, eccetera, che poi ho fatto io, no? Ma dico, lui chi è? Abbiamo telefonato, ho chiesto a Gabriella, aiutami, per favore aiutami. Non occorre chiamare adesso. Ma dico, scusa, se mi hai chiamato tu giù, mi stai dicendo che sei preoccupato? In effetti, come abbiamo riferito, lo dice anche. È preoccupato, rema contro, continua a remare contro. Mi creda, verso le 8:30, alle 8, noi non ne possiamo proprio più di questo che rema contro. Non vuole andare in questura, non vuole fare niente, dico, sai che ti dico? Noi ce ne andiamo, siamo arrivati a casa non stressati di più, e però prima di andare via gli do la disponibilità, dico, se ci ripensi puoi chiamarmi e andiamo insieme in questura. Lui infatti mi sembra verso le 9:15, roba del genere, mi chiamerà e mi dice andiamo giù in questura, si vede che ci ha ripensato e ha cominciato a preoccuparsi. Si fa anche una mail. Sì, verso le 7:30. In questura? Sì. No, dove dice che il marito era molto preoccupato. Certo, perché lui era questo presente. è un dato oggettivo e storico. Nella mail, tengo a precisare, dico che noi tutti che eravamo in 3 non crediamo all'allontanamento volontario, perché siamo sicuri che questa persona non può essersi allontanata volontariamente. Lo dico e lo preciso, che infatti poi l'operatore della polizia mi dice venite giù quanto prima, soprattutto logico il marito, per fare la denuncia. Certo, io dopo ho mandato 2 messaggi che non mi ha risposto e dopo l'ho chiamato e lui mi ha risposto. Erano le 3 mi sembra, non ricordo bene l'ora, in caso ho scritto tutto, ho rimandato un altro, ho detto come mai non mi rispondi e niente. Nel frattempo ho finito di lavorare, sono andato a cambiarmi, vado via, richiamo e mi risponde lui. Sebastiano al telefono e fa no, non c'è, e lei è uscita, ha lasciato i telefoni a casa. Ho detto ma come i telefoni a casa? Li ha dimenticati. Ho detto ma è successo? No, sono successo altre volte. Poi dopo vabbè, ma adesso cosa fai? Ah niente, aspettiamo a vedere che torna tra un po', perché tanto al massimo noi alle 18 ceniamo. Vabbè, io sono andato a casa mia, ho raccontato a mia moglie, a mia figlia, che non si sapeva niente di mia sorella e dopo ho richiamato nel frattempo. Ho detto ormai vediamo se è tornata. Chiamo, sento un rumore, persone che parlavano, ho pensato è tornata. E sento chi è, un'altra voce, ed era il compagno di Gabriella.
che io non l'avevo mai visto e mai sentito prima. E fa chi è? E Sebastiano dice, il fratello, passamelo. Parlo con questo Salvatore, si presenta, sono Salvatore Nasti, il vicino, no, non si preoccupi, siamo qua adesso, vediamo noi di convincerlo. Io mi sono fidato, al momento non sapevo cosa poteva succedere, anche non immaginavo ancora niente e ho aspettato. Poi hai tirato che poteva essere andata a mangiare la pizza con i colleghi, ma dico, dove trovi questi colleghi se i telefoni sono a casa? Appunto. La seconda volta che veniva a casa mia, era di là da mia figlia, e mi chiamano e dice, mamma vieni di qua che c'è Sebastiano. Come entro mi siedo, lui c'ha il cellulare così e quasi sottovoce dice devo aspettare 10 anni. Io lo guardo e gli dico, ma scusa, di cosa stai parlando? Della morte presunta, perché senza corpo devi aspettare 10 anni per i soldini e per la pensione. Sì, ha detto lui. E lui mi fa, e come lo sai? E ho detto, guarda, io vedo le trasmissioni, ascolto una o l'altra, poi l'ho sentito. Quando è uscito, io l'ho detto a mia figlia, guarda, fra 2 giorni troviamo Liliana. E così è stato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.